Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati al nostro appuntamento di tutte le mattine, la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è mercoledì 10 febbraio, tocca a me guidarvi tra i titoli principali. Il Gazzettino apre il Nazionale con un titolo leggero su Draghi che boccia la flat tax ma incassa il sì di Salvini. C'è questa strana conversione di Salvini ad accettare le politiche europee, una visione più moderata del mondo, un avvicinamento, se si vuole, alle posizioni di quella parte della Lega che si riconosce di più in Giorgetti, in Zaia. E il titolone centrale della pagina è dedicato alla nuova ordinanza di Zaia relativa alla prevenzione del coronavirus. Torna l'ordinanza anti-spritz, questo è il titolone. Veneto da oggi nei bar dopo le 15, consumazioni solo da seduti. E i sindaci possono chiudere vie o piazze. Queste cose le avevamo già viste, il discorso che i sindaci potevano esercitare un'autorità, sono autorizzati ad un esercizio dell'autorità maggiore del solito anche per quanto riguarda la delimitazione degli spazi accessibili. C'è questa cosa che non si può dopo le 3 del pomeriggio consumare fuori dai bar, bisogna stare per forza seduti, cioè, all'esterno sì se si vuole, ma solo seduti, non in piedi, insomma niente movida anti-spritz, si è detto nei giorni scorsi, no? Vaccini alle scuole, si parte, l'altro titolone di rilievo in prima pagina del Nazionale, del Gazzettino. Però oggi, visto che ieri mi sono soffermato a lungo sul Gazzettino, vorrei stare di più sul Corriere delle Alpi, e il Corriere sceglie proprio l'ordinanza anti-spritz di Zaia come titolone di apertura. Lo vedete qui, voi amici che invece ci state seguendo sui social dell'Amico del Popolo, sulla nostra pagina Facebook, su YouTube. Allora, per gli amici appunto di Radio Piave invece raccontiamo che sotto il titolone Zaia ordinanza anti-spritz, la prima pagina del Corriere delle Alpi propone la foto grande, una foto grande di Cortina con 2 persone sugli sci, ma il titolo è questo: ai mondiali di sci vince il maltempo, solo domani le prime medaglie. È un po' incredibile insomma che non si sia ancora riusciti, al di là dell'inaugurazione, a far partire questo mondiale per troppa neve. Poi ieri era atteso il Super G delle donne, doveva iniziare all'1, e invece alla fine anche quella gara di ieri, che avrebbe dato il via di fatto alle competizioni, gara molto attesa perché l'Italia punta molto sulle donne, sulla squadra femminile nazionale, e niente, è saltata perché ai cancelletti di partenza si era levata una nebbia ai piedi, a metà, insomma, a metà quota delle tofane, una nebbia tale da non permettere l'avvio in sicurezza della competizione, delle gare. Ecco, un altro tema che troveremo sui giornali di oggi, adesso li sfogliamo, è quello della frana di Perarolo, che è in movimento da decenni, ma adesso sembra che la situazione si sia un po' aggravata. Sapete che sono state evacuate alcune abitazioni, l'abbiamo già detto ieri c'è stato un po' un rimpallo così, insomma, di frizioni tra le autorità bellunesi e la regione. La regione rivendica la sua totale titolarità a definire le condizioni anche di pericolo, vista la sua competenza specifica nella materia che è implicata dalla frana, il dissesto idrogeologico di quel versante. Le autorità locali si sono mosse per conto proprio verso una, come si può dire, con scelte di cautela. Per esempio, il comune di Belluno ha emesso un'ordinanza che vieta la possibilità di raggiungere i luoghi vicino al Piave, la zona del parco di Lambioi, quelle zone lì, perché si teme che la frana che potrebbe cadere dentro il Boite crei un'onda a Perarolo che poi potrebbe interessare tutta l'asta del Piave, almeno fino a Belluno. Questo è stato detto e scritto. La regione lo nega, la regione dice no, l'autorità unica a poter definire queste cose sono io, sono titolata, sono autorizzata, sono qualificata. Io regione dico che non c'è nessun pericolo, e il pericolo è perché anche l'assenza di pericolo, secondo la regione, sta in questo: se anche dovessimo immaginare lo scenario peggiore, cioè che viene giù la montagna,
le portate del Boite in questo momento sono talmente basse che non si creerebbe un'onda pericolosa per i comuni rivieraschi fino a Belluno. Ecco, questo un po' il quadro per riassumervi i due temi principali, insomma, che vediamo sui giornali di oggi. L'ordinanza antispritz di Zaia, andiamo a capire che cosa dice nel dettaglio. Le Olimpiadi, sì, scusatemi, i mondiali di Cortina che purtroppo sono fermi lì per queste condizioni meteo che anche oggi non aiutano, perché oggi è prevista pioggia e neve in quota, e questo non permette di sicuro il migliore svolgimento. E poi questa cosa della frana di Perarolo che, come vi dicevo, desta comunque preoccupazione. Allora andiamo a vedere nel dettaglio le notizie di questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Vi dicevo l'ordinanza di Zaia: in Veneto arriva la stretta contro gli assembramenti, nei bar sarà vietato bere in piedi dalle 15 alle 18, poi alle 18 chiudono. Lo scontro, vaccini, alto là del governo alle regioni, bisogna agire insieme, mentre Veneto, Emilia Romagna e Lombardia intendono procedere autonomamente per l'acquisto di dosi di vaccino anti-Covid, lo abbiamo visto nei giorni scorsi. Il Ministero della Salute avverte: il piano a valenza nazionale e ogni atto delle singole regioni può essere valutato in ragione della necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Come dire, non provateci, perché sennò lo Stato può prendere provvedimenti, perché questa è un'azione che va coordinata a livello nazionale. Le autonomie delle regioni in questo caso non possono operare. Campagna per le persone sopra gli 80. Il titolo non lo condivido perfettamente in questo caso. L'ULSS ci ripensa, drive-in anche a Tai, Agordo e Feltre. Ecco, l'altro giorno il drive-in unico di Belluno è stato proposto e dichiarato per gli anziani della classe del 41. È vero che si poteva pensare che poi si sarebbe andati avanti così con il drive-in unico di Belluno. Ovviamente si trattava di una scelta difficile da compiere, perché il vaccino si fa fatica a portarlo in giro, perché deve essere conservato a queste temperature incredibilmente basse. Però è anche logico che pretendere che gli ottantenni del Comelico o di Livinallongo vengano fino a Belluno per fare la vaccinazione, beh, insomma, non era da poco, no? Allora adesso, insomma, c'è stato un ripensamento, dice il Corriere delle Alpi. Comunque, insomma, la politica per le classi di età più vecchie degli 80 anni, che comincia adesso, insomma, con 4 annate, se non sbaglio, avranno la possibilità almeno di vaccinarsi vicino a casa, no? L'ULS 1 va incontro più vicino a casa, non vicino a casa. L'ULS 1 va incontro alle esigenze dei più anziani, quadruplicando i punti vaccinali per la campagna che parte a fine mese, dice Dallanese. Poi andiamo a leggere qualcosa, pagina 4. Belluno. Cose di tribunale, ricatto hard in pizzeria, imprenditore nei guai. La procura ha chiesto il processo per il titolare di una pizzeria che avrebbe costretto una giovane cameriera ad un rapporto sessuale nello spogliatoio del locale, ricattandola con la possibilità di continuare a lavorare. L'uomo dovrà comparire davanti al giudice il 25 febbraio, la ragazza si costituirà invece parte civile. Gigi Sosso, che segue le vicende che trovano spazio nel tribunale di Belluno. Arabba, 2 valanghe sulla strada, auto in salvo per un soffio, 10 slavine in 2 settimane a Livinallongo, 10 slavine in 2 settimane. Le ultime 2 sono cadute ieri, una di esse ha interrotto per 1 ora e mezza la strada provinciale 244 Arabba Passo Campolongo. Alcuni automobilisti erano appena passati, non sono stati coinvolti, ma il sindaco Grones continua a lanciare allarmi e a chiedere interventi. Ora, attenzione, perché magari per chi non conosce queste zone questa notizia potrebbe suonare anche in qualche modo esagerata, perché uno dice vabbè, ma è la strada che portava a un passo. Si sa che in questo momento i passi sono un luogo pericoloso, è logico, c'è tanta neve, d'altra parte li usano gli sciatori, gli escursionisti, che possono in questo momento starsene buoni. Invece no, non è affatto così, perché Arabba, il passo Campolongo è un passo sostanzialmente di non elevatissima quota, facile da scavalcare, e soprattutto è il passo che mette in collegamento l'Alto Cordevole con la Valbadia,
dove tante persone, anche sì, della nostra provincia, lavorano. Quel passo lì è fondamentale, il passaggio da Rabba alla Valbadia. Sapere che il passo Campolongo è così a rischio dal punto di vista delle valanghe è un fatto grave per la mobilità ordinaria, non per la mobilità turistica. Del titolone su Cortina abbiamo detto, vi leggo il taglio basso, le nostre storie, no? Con questo occhiello, le storie che il Corriere riesce a raccontare, fa sempre dei bei lavori. Nel regno del burro, nonno Alberto fu pioniere dell'olio. Doglioni compie 100 anni. Partita nel 1921 come attività per la vendita di bevande, l'azienda si è trasformata nel tempo, arrivando negli anni 50 a produrre liquori e a commercializzare vino, olio, birra, fino alla distribuzione su scala regionale del beverage. L'approfondimento è a pagina 18, temo che non avremo il tempo per leggere di più. Allora, vi dicevo, le regioni a caccia dei vaccini in autonomia, dopo il Veneto si muove anche l'Emilia Romagna, il ministro della Salute frena sul piano Bertolaso in Lombardia, per questo motivo qua che vi dicevo prima, cioè le regioni, dice Roma, devono agire in modo coordinato perché la campagna vaccinale è un tema nazionale e va trattato come tale, insomma, quindi non può essere che le regioni così a briglia sciolta insomma si muovano e ciascuna faccia per conto proprio. Siero prima ai malati gravi over 80, prof e detenuti, ecco chi riceverà le dosi entro agosto. Il nuovo piano è stato presentato ai governatori che hanno detto sì. Qui ancora sulle misure di prevenzione, se volete siamo nel taglio basso di pagina 2 del Corriere delle Alpi. C'è la vicenda del focolaio a Rovigo, ecco qui come spesso succede, le notizie sui focolai purtroppo insomma ci raccontano dentro gli ospedali, ci raccontano di possibili disattenzioni, di possibili situazioni insomma critiche, come qui a Rovigo, dove il focolaio di geriatria sembra che sia stato determinato appunto dalla contrarietà ai vaccini di alcuni operatori sociosanitari, no? Questo ha provocato 2 morti. Ecco, allora sarebbe anche da capire come stanno andando le situazioni di contagio che si sono verificate un po' dappertutto, compresa la provincia di Belluno, dove ci sono dei focolai scoppiati, dove ci sono stati dei focolai scoppiati negli ospedali. No? Questo, al di là di tutto, al di là delle possibili manchevolezze nel sistema di prevenzione degli ospedali, ci insegna una cosa, che questo virus è estremamente insidioso, l'abbiamo detto 1000 volte, è molto contagioso, con tutte le precauzioni che vengono prese in ospedale, nonostante tutte le precauzioni, riesce a infilarsi lo stesso, diciamo. Allora, il titolo riferito a Rovigo, ma è una lezione per tutti, dice così: il focolaio a Rovigo, 2 morti in geriatria dopo questo contagio. Metà personale non si vaccina. Dopo i contagi arrivano i morti, sale la preoccupazione per il focolaio nel reparto di geriatria dell'ospedale di Rovigo, dove su 36 operatori ben 16 si sono dichiarati obiettori rifiutando il vaccino. Il virus si è infiltrato, ha contagiato 30 pazienti e 5 infermieri Novax, vi ho detto operatori sociosanitari, infermieri, qui dice. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, vogliamo capire se ci sia un profilo di responsabilità in capo a chi, conferma il procuratore Carmelo Ruberto. Il bubbone esploso all'ospedale di Rovigo preoccupa perché paradigmatico, vi dicevo prima, è un esempio, fa riflettere tutti, paradigmatico di un fenomeno difficile da governare, la presenza nei reparti di infermieri e operatori sociosanitari che rifiutano la copertura vaccinale. Nessuno ha attribuito agli obiettori di geriatria la genesi del focolaio di Covid, ma la Regione Veneto vuole vederci chiaro e per questo ha ordinato un'indagine epidemiologica per individuare la fonte. Ieri dunque i primi 2 decessi in seguito alla nascita di questo focolaio, capite? Una donna di 90 anni ricoverata dallo scorso 28 gennaio e un'altra di 77 anni giunta in reparto il giorno successivo. Rovigo, ripeto, non parliamo del focolaio di geriatria di Feltre, scoperto qualche giorno fa, dove peraltro anche lì il numero di contagiati è stato considerevole, 8 su 27, non è poco, insomma parliamo di reparti non Covid. Va bene, la campagna vaccinale dagli asili agli atenei. Lanzarin partirà la prossima settimana coinvolgendo docenti e amministrativi, giunte le prime 20.400 dosi di AstraZeneca. Sapete che su questo vaccino
che è fondato su principi molto diversi dai due che finora sono stati somministrati, quello di Pfizer e quello di Moderna. Ecco, su questo vaccino c'è qualche dubbio sull'efficacia in fascia dei più anziani, infatti non verrà somministrato ai più anziani, ma ci sono dubbi, sono emersi anche a livello internazionale. L'altro giorno c'era un articolone del New York Times sulla situazione del Sudafrica, dove è stata sospesa la somministrazione di AstraZeneca, che doveva essere una somministrazione massiva, perché si è visto che non protegge, almeno così dicono le autorità del Sudafrica, insomma, c'è il forte sospetto che non protegga rispetto alle forme di malattia addirittura medie e leggere, determinate dalla variante sudafricana, che qui da noi per fortuna ancora non c'è. Ecco, insomma, per dirvi come questa lotta al virus è una cosa complicata e lunga. Allora, l'Italia Basso ci dà la situazione sul Veneto e ci dice che continua la frenata del virus, i decessi sono stabili a quota 51. I drive-in, dicevamo, di Tai, Agordo e Feltre, oltre a Belluno, gli anziani faranno meno strada, quindi ci sono 4 punti in cui verrà dato il vaccino Pfizer o Moderna alla popolazione più anziana della provincia di Belluno. Contagi in ospedale, la Cassazione decide sullo stop al primario, e nella foto c'è il primario di otorinolaringoiatria di Belluno, Roberto Bianchini, che è al centro di questa vicenda che riguarda ancora l'inizio della prima ondata, quando il medico sembra che sia tornato positivo dalla Thailandia. Le misure prese forse non erano state quelle dovute, di cautela eccetera, in un momento in cui diciamo la verità, ancora non si sapeva niente. C'è stata la prima fase di questa benedetta pandemia, in cui, ricordiamoci, perfino l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato che le mascherine non servivano addirittura, e poi invece si è arrivati all'obbligo di mascherina. Insomma, sono situazioni, ripeto, l'abbiamo detto tante volte, le valutazioni complessive le faremo alla fine, perché ne abbiamo viste delle belle e ne vedremo ancora probabilmente. L'ordinanza di Zaia dalle 15 al bar, da oggi consuma solo chi è seduto. Non proviamoci a forzare le disposizioni del barista, bisogna stare seduti. È la mossa di Zaia contro gli assembramenti. L'ordinanza vige da oggi fino al 5 marzo. Mascherina giù solo mentre si beve o si mangia. Ai sindaci facoltà di chiudere le strade. Questa è la situazione. Questo, capite, è un aggravamento delle norme previste di zona gialla, però non è la prima volta che il Veneto fa questa scelta di rendere le norme più pesanti per renderle più sicure, insomma, ecco. In classe tutto giugno, così si mortifica l'impegno dei docenti con le lezioni online, e si discuterà, figurarsi quante chiacchiere si faranno ancora su queste vicende, prima ancora che si sappia quali sono le decisioni, quindi non ci fermiamo neanche più di così su questo tema. Saltiamo la zona, le pagine dedicate alla politica, quello che si sta muovendo sulla scena di Roma. C'è la possibilità, comunque si affaccia la possibilità, i giornali poi insomma amplificano, no? L'altro giorno si parlava della possibilità che Andrea Crisanti, il professore di Padova, dell'Università di Padova, potesse essere chiamato a fare il ministro. Adesso si parla dell'immunologa Viola. In realtà sono tutte ipotesi giornalistiche che vanno a sentire, i giornali vanno a sentire queste persone che sono molto in vista a livello nazionale, per chiedere se ci starebbero. Non vuol dire che Draghi abbia intenzione di chiamarli, insomma, ecco. Quindi insomma in questo momento si sta ancora così un po' annaspando, no? Prima di sapere, c'è il desiderio di sapere, i giornali vorrebbero fornire delle anticipazioni, sono delle ipotesi insomma abbastanza campate per aria, insomma, ecco. Allora, andando avanti, arriviamo alla pagina di Belluno. Massaro difende la Cucciolo Marisica, ma contro l'opera ci sono 600 firme. C'è anche l'ipotesi del tracciato, si vede molto, molto chiaro, insomma, nella cartina che troverete a pagina 17, quale sarebbe il percorso di questa nuova strada che vorrebbe costituire la circonvallazione di Belluno verso ovest, diciamo, per chi viene dal ponte
Sarajevo e poi arrivati alla grande nuova rotonda in fondo a Viale Europa, da lì praticamente, insomma ve la faccio breve, si salirebbe direttamente verso oltre Mussoi, in modo da andare subito nella direzione del Lagordino senza attraversare il centro città, senza soprattutto gravare di traffico la rotonda della Cerva, che come ben sappiamo è sempre super affollata e intasata, specialmente in periodo turistico, ma non solo, anche nell'ordinarietà di tutti i giorni, nel traffico legato agli spostamenti quotidiani. Allora andiamo avanti. Vi dicevo dell'approfondimento su Doglioni, dagli effetti di Vaia, parte uno studio sul rischio meteo negli ambienti alpini. Feltre, petizione per Ognissanti, il comune, sono costi ingenti, 11 associazioni chiedono al sindaco di farsi avanti con l'ULSS Dolomiti, Perenzin ribatte, c'è disponibilità ma non possiamo investire su un edificio altrui. Andiamo avanti. Galleria scolmatrice, soldi verrebbero dal recovery, e parliamo dell'Alpago. La CC, banche in silenzio, il sindaco insorge, siamo pronti alla battaglia. 2 slavine ad Arabba, troviamo l'approfondimento a pagina 27, si salva l'officina. Sulla 244 erano appena passate alcune auto. Cortina, totem intelligenti lungo la Lemagna, instraderanno le auto senza conducente, è avveniristico, si lavora a questo. Busa del Cristo, la regione frena la prefettura. Ecco qui il tema di cui vi dicevo, pagina 29. L'allarme lanciato lungo l'asta del Piave, i sindaci emettono divieti, ma Bottacin rassicura nessun rischio idraulico per le ragioni che vi ho esposto prima. Ecco, quindi insomma con questa assicurazione da parte della regione, che è l'autorità che in questo caso ha in qualche modo bacchettato i sindaci, ma anche la prefettura addirittura, insomma noi concludiamo questa rassegna. Insomma pare che al di là delle ordinanze un reale pericolo per tutta l'asta del Piave non ci sia. Anche su Perarolo il pericolo c'è, insomma, quindi noi incrociamo le dita, tanto più con le piogge di oggi. Speriamo appunto che le portate ridotte del torrente Boite in ogni caso non portino a impensierire, e un po' facciamo gli scongiuri, insomma, ecco. Va bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro a tutti una buona giornata. Seguiteci su Radio Piave, sull'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it, sui nostri canali social, sul nostro sito soprattutto. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.